Le elezioni regionali, quelle amministrative per il sindaco di Padova, il rapporto con la Lega. Il PDL Veneto ha già le idee chiare e a 1 anno e mezzo dalla scelta del nuovo governatore lancia i primi segnali ad avversari e alleati, partendo dai numeri. Quelli che danno al PDL, in procinto di diventare Forza Italia, la serenità di essere il partito di riferimento. Il PDL oggi, Forza Italia domani, è il partito di maggioranza relativa del centrodestra veneto oggi, con molta serenità. E credo che da partito di maggioranza relativa sarà il partito che presume di essere quello che dà fuori le carte. Quanto alla Lega è chiaro il messaggio agli alleati sul fatto che il PDL, al momento di indicare i nomi, ha intenzione di fare la voce grossa su quale partito avrà il diritto di indicare il successore di Luca Zaia. La Lega 4 anni fa, dicendo che valeva tanto, ci ha chiesto la presidenza della Regione Veneto. 4 anni fa in un quadro nazionale con molta sofferenza abbiamo concesso la presidenza. Fra 1 anno e mezzo si rivoterà. Prima di votare, quando sarà il momento opportuno, valuteremo i pesi dei partiti e credo che come si fa in una normale società per azioni si pesano le azioni degli azionisti. Quanto al centro-sinistra, nessuna speranza di poter vincere, troppo il divario nei sondaggi e nella storia politica del nord-est. Il centrodestra veleggia 10, 15, 20 punti sopra il centro-sinistra ancora oggi. E allora dico, è normale che il centro-sinistra sogni, ma sognare non fa male. Cioè è bello in qualche modo sperare, è una speranza che dura dal dopoguerra. Riguardo a Flavio Tosi, che si candida leader nazionale del centrodestra attraverso il meccanismo delle primarie, così poco gradito all'interno del Partito della Libertà, poche speranze anche per lui. Prima delle politiche Tosi diceva che Berlusconi era bollito e Berlusconi ha preso, se non ricordo male, 20.000 voti meno della sinistra e la Lega guidata da Tosi in Veneto rispetto al 35% di prima è andato un risultato, mi pare, molto più modesto. Ma prima di parlare di primarie del centrodestra, qualcuno ci deve dire se è nel centrodestra. A livello locale il PDL spera di interrompere a Padova il corso dell'amministrazione di centrosinistra. Alle elezioni mancano circa 8 mesi, salvo sorprese perché il Consiglio Comunale già sciolto è legato alle vicende del governo nazionale e già sono usciti allo scoperto 6 candidati PDLini. Direi che sono pochi, nel senso che credo che quando tu dovrai scegliere il migliore o la migliore che deve in qualche modo sostenere questa sfida importante, credo che è opportuno che tutti quelli che hanno in qualche modo qualcosa da dire lo dicano, tutti quelli che hanno voglia di proporsi lo facciano e poi assieme dovremmo trovare un meccanismo, un modo per scegliere quello che assieme a tutti quelli che si sono proposti sia il migliore.